caro saluto a chi ci sta ascoltando, ai microfoni ci sono sempre io, Maria Chiara Cucusi. Continuiamo questa parte informativa insieme, adesso parliamo di povertà perché domani c'è un incontro proprio su questo tema organizzato da ACLI Sardegna in collaborazione con Alleanza contro la povertà in Italia, e ne parliamo subito con i miei ospiti, Mauro Carta che mi ha raggiunto qua in studio. Benvenuto Mauro. Grazie, un caro saluto a tutti. Che è presidente appunto delle ACLI Sardegna, e in collegamento telefonico un caro benvenuto ad Antonio Russo. Benvenuto. Grazie e grazie anche per l'opportunità che mi date. Grazie a te per essere con noi, che è portavoce dell'Alleanza contro le povertà in Italia. Allora, partiamo l'incontro di domani alle 10 qui a Cagliari, appunto l'Italia delle povertà, focus sulla Sardegna, promosso appunto, l'abbiamo detto, ACLI Sardegna, IARES, Alleanza contro la povertà in Italia. Antonio, vengo subito da te perché si parte in qualche modo da una pubblicazione che è stata curata appunto dall'Alleanza che riguarda un po' questo tema, diciamo. La pubblicazione si intitola Italia delle povertà, dinamiche sociali, risposte pubbliche, racconto dei media. Beh sì, difatti è proprio lo stesso tema, nel senso che abbiamo preferito rilanciare i contenuti di questa nostra ricerca, di questa pubblicazione molto importante, presentata non più tardi che 15 giorni fa a Roma, dalla quale emerge un quadro, direi, a tinte scure rispetto al tema della povertà assoluta. Attenzione, perché come sappiamo in Italia dividiamo gli indici di povertà assoluta da quelli di povertà relativa. E cosa emerge brevissimamente? Intanto siamo di fronte non più a un'emergenza, quindi non un raffreddore di stagione, tanto per intenderci, ma siamo di fronte a un fenomeno strutturale, cioè la povertà assoluta, e qui posso senz'altro aggiungere anche quella relativa, si è strutturalizzata nel nostro paese, non è un incidente temporaneo, attraversa territori, biografie, generazioni, direi generi in qualche modo, e quindi si presenta assai difficile. L'altra cosa che emerge chiarissimamente è che esistono ormai le povertà, non solo la povertà, e cioè dobbiamo imparare a declinare la povertà al plurale, e questo è molto importante perché per lungo tempo abbiamo pensato di poterla leggere in un solo modo, invece ci sono molti modi per leggere la povertà. C'è un'area, ecco, questo è molto interessante, voglio sottolinearti, quasi poveri, che si amplia purtroppo sempre di più e sta diventando cruciale, ecco, nella lettura dei dati. Oltre il 14% delle famiglie italiane si colloca attorno alla soglia di questa povertà assoluta. Questo ci preoccupa in particolar modo perché evidentemente le famiglie con figli minori sono quelle che sono più interessate da questo problema. Ecco, questi sono appunto alcuni dei dati, alcuni dei temi. Antonio, lo ricordiamo, pubblicazione promossa, l'abbiamo detto, appunto dall'Alleanza contro la povertà in Italia, è una grande rete su questo tema che vede anche, riguarda insomma la nostra Sardegna. E Mauro, vengo da te perché andiamo un po' a raccontare come nasce questo incontro, che tra l'altro sarà anche un'occasione di confronto, no? Tra i tanti attori, tra le tante realtà impegnate, istituzioni, sindacati, terzo settore, ma anche la Chiesa, gli operatori sociali. Sì, abbiamo voluto in qualche modo coinvolgere tutti gli attori che hanno voce rispetto alla problematica di cui vogliamo parlare, e abbiamo in qualche modo analizzato a fondo il problema, e quindi esporremo i dati che riguardano la Sardegna, partendo appunto dal rapporto che è stato presentato su base nazionale, e soprattutto vogliamo coinvolgere in questo dibattito la Regione Sardegna. Quindi sarà presente la dirigente delle politiche sociali, ma sarà presente la Caritas, il Forum del Terzo Settore, l'Ordine degli Assistenti Sociali. Cioè vogliamo aprire un dibattito con l'obiettivo anche affinché, come diceva Antonio, si riprenda questo discorso che è diventato ormai un discorso strutturale su cui dobbiamo lavorare, su cui dobbiamo concentrarci nei prossimi mesi, e noi come ACLI abbiamo un ruolo importante sia all'interno dell'Alleanza
alleanza, ma soprattutto come associazione che raccoglie ogni giorno le istanze dei cittadini e soprattutto di quelli che vivono questa situazione di povertà. Ecco, tra l'altro tra i temi che verranno toccati, insomma, anche la situazione attuale delle misure di contrasto attuali, ma anche in qualche modo i vari percorsi poi di inclusione, no, che ruotano intorno a questo tema anche nella nostra Sardegna, Mauro. Sì, verrà detto domani, oltre ad analizzare le politiche che in questi anni in qualche modo hanno cercato di contrastare il fenomeno, però noi vogliamo lanciare un messaggio molto più importante, che è quello che riguarda il fatto che non dobbiamo, ormai la povertà non riguarda le singole persone, ma è un problema che riguarda tutti noi, la comunità, le istituzioni, quindi dobbiamo far passare questo messaggio importante, solo così in qualche modo possiamo affrontare le cause che generano questo fenomeno e soprattutto intervenire in modo efficace affinché ci sia davvero una luce in fondo al tunnel e soprattutto molte famiglie possono davvero riprendere ad avere una vita dignitosa. Perché poi lo ricordiamo, Mauro, anche nel nostro territorio tante famiglie faticano, insomma le fragilità sono varie. Sì, sono varie, ma soprattutto notiamo che molto spesso sono quelle famiglie monoreddito che vivono il problema, quelle che hanno figli a carico perché i costi aumentano e soprattutto sono quelle persone che magari non riescono a riconoscere i diritti. Quindi la difficoltà, anche molti anziani che hanno difficoltà per esempio ad accedere a questi bonus e quindi hanno a che fare col digitale, cioè ci sono tutta una serie di target che sono interessate dal fenomeno e domani appunto cercheremo di approfondire meglio l'argomento. Questo è importante, ci dobbiamo fermare necessariamente per una pausa, diamo la linea alla musica come facciamo sempre e poi ci ritroviamo qui in studio e continuiamo questo discorso. A tra poco. Ancora ben ritrovati, un caro saluto a chi ci sta ascoltando. Torniamo qui in studio, ci sono sempre io con i miei ospiti Mauro Carta e Antonio Russo. Mauro Carta che è presidente ACLI Sardegna, Antonio Russo portavoce dell'Alleanza contro la povertà in Italia. Stiamo parlando dell'incontro di domani promosso appunto da entrambe le realtà. Si partirà dalla pubblicazione, l'abbiamo detto prima, la pubblicazione che tra l'altro è stata presentata i primi di febbraio a Roma e poi sarà appunto ripresa domani durante questa iniziativa. Pubblicazione realizzata dall'Alleanza contro la povertà in Italia. Mauro, torno da te perché prima della pausa appunto stavamo raccontando un po' quali sono poi le fragilità e i dati un po' che riguardano la povertà nel nostro territorio. In Sardegna che cosa avete osservato? Che cosa si dirà? Che cosa verrà fuori domani? Dai dati analizzati appunto emerge che la Sardegna sta un po' meglio rispetto ad alcune regioni del sud, è più vicina alle regioni del centro Italia come dati, però abbiamo evidenziato il fatto che quasi il 20% della popolazione è interessata da questo fenomeno della povertà e soprattutto da noi incide il fatto che tra le cause abbiamo evidenziato il fatto che i giovani, le donne che non lavorano ovviamente sono più a rischio e questo determina anche in qualche modo un riflesso dal punto di vista sociale delle relazioni, della possibilità anche di costruirsi un progetto di vita. Pensiamo ai tanti ragazzi che hanno lavori precari oppure certo, entrano tardi nel mondo del lavoro. Incide sul futuro e tra l'altro lo ricordiamo l'incontro di domani è anche l'occasione poi per rilanciare tutto questo lavoro, Mauro, dell'Alleanza contro la povertà in Sardegna. Voi come ACLI siete portavoce, un'alleanza, è importante questo discorso dell'alleanza, proprio il concetto della rete. Sì, appunto anche con Antonio Russo è da tempo che lavoriamo su questo discorso e l'occasione di presentare in Sardegna appunto il rapporto e fare un focus sulla nostra regione vuole in qualche modo anche incentivare tutta l'alleanza. Vogliamo riprendere questo discorso, vogliamo riprendere questo cammino tutti insieme perché solo attraverso una rete forte
tutte, possiamo in qualche modo raggiungere degli obiettivi nel breve e nel lungo termine. Antonio, ritorno da te perché la rete appunto opera a livello nazionale, l'abbiamo detto, quindi una sinergia che viene messa in moto attraverso questa alleanza attiva in Italia. Una rete che 13 anni fa è nata e che si era resa conto che la povertà assoluta nel nostro paese stava crescendo e che quindi per 13 anni ha avvertito i governi che si sono succeduti che servivano riforme profonde del sistema di welfare italiano, del sistema di welfare sociale, del sistema di welfare sanitario e misure dirette di contrasto alla povertà. Oggi, dopo 13 anni, siamo di fronte a un'emergenza vera e propria. Serve intanto un piano nazionale di contrasto alla povertà assoluta, altrimenti è difficile ritornare indietro. Un italiano su 10 è povero assoluto. Questi numeri fanno tremare le vene dei polsi, aggiunti a quelli che 1.300.000 tra bambine e bambini nel nostro paese vivono in povertà assoluta. Cosa deve accadere più? Diceva bene il presidente delle Acri della Sardegna, Mauro Castro, serve un approccio differente. Di fronte a problemi così strutturati serve una dote che, lasciatemi dire, rappresenta le riforme che vanno fatte immediatamente, una legislazione di favore, e serve una rete di soggetti istituzionali e non istituzionali che prendono in carico le persone che sono in difficoltà. Questo è il lavoro più importante che Alleanza contro la povertà vuole fare anche in Sardegna, istituzioni territoriali, organizzazioni di terzo settore, sindacato, cioè nessuno oggi ha la possibilità di affrontare un problema multidimensionale che quindi ha bisogno di una governance multilivello da solo. Non ce la fanno le Acri, non ce la fa la Caritas, non ce la fa il sindacato, non ce la fanno le istituzioni pubbliche. Abbiamo bisogno di tutti e quindi continua la nostra esperienza rafforzando proprio quei livelli territoriali che sono anche gli imbuti, soprattutto i comuni, sono gli imbuti nei quali poi le persone chiedono aiuto. È il sistema più avanzato della difficoltà, i luoghi di prossimità, e lì nei prossimi anni proveremo a dare un nostro contributo importante. Ecco, questo è importante, siamo un po' in chiusura, però Antonio un po' l'hai già detto, però ecco, andiamo un po' a focalizzarci quali sono le proposte proprio dell'alleanza. Tanto le proposte, come dicevo, è quello di agire sul quadro normativo. Noi purtroppo dall'entrata in vigore della legge 85/2023, quella che ha sostituito, tanto per intenderci, il reddito di cittadinanza, che già di suo aveva delle difficoltà e dei problemi, ecco, ha introdotto nel nostro ordinamento questa legge una misura non più universalistica, cioè l'assegno di inclusione e il supporto alla formazione e al lavoro. Chi legge, chi domani seguirà l'iniziativa delle Acri, dell'Alleanza contro la povertà, immediatamente capirà che questi due strumenti, supporto alla formazione e al lavoro e assegno di inclusione, tanto per intenderci, non funzionano, non riescono a intercettare quella quantità di persone che oggi vive in difficoltà appunto estreme. Bisogna ritornare immediatamente a una misura universalistica di contrasto alla povertà. I poveri non possono essere divisi per categorie. Quindi questo va fatto subito, l'abbiamo chiesto ai governi, abbiamo chiesto anche a questo governo, quello che ha introdotto ADI e supporto alla formazione, lavoro, e stiamo aspettando, diciamo, nel nostro rapporto con questo governo che qualche cosa accada. Serve un piano straordinario, come dicevo prima, servono delle riforme più profonde del sistema di welfare sociale, del sistema di welfare sanitario, altrimenti noi non riusciremo ad aggredire un problema così serio. Servono politiche del lavoro, serve un rafforzamento per esempio dei servizi sociali territoriali. Dicevo prima, gli imbuti sono i comuni, i luoghi di prossimità. Se non abbiamo una riforma, se non mettiamo i comuni, i sindaci, le amministrazioni comunali nelle condizioni di poter lavorare, di avere risorse per affrontare questo problema, a cominciare dal capitolo dei servizi sociali, bene, questa difficoltà rischiamo che aumenti. Antonio, siamo in chiusura, quindi ti chiedo proprio di essere velocissimo. Anche le politiche del lavoro hanno bisogno di uno sguardo, diciamo, e soprattutto di politiche che in qualche modo mettano i servizi territoriali nella condizione di funzionare bene. Bene, Mauro, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma siamo davvero in chiusura, quindi ti chiedo di essere velocissimo. No, invito appunto tutti gli interessati a partecipare all'evento di domani. Bene, davvero, grazie di cuore ai miei ospiti, grazie Antonio Russo per essere intervenuto ai nostri microfoni. Grazie, a domani. Ciao, grazie, buon lavoro e grazie di cuore a Mauro Carta. Ciao, grazie, buon lavoro.